Siamo a Padova, ENEIP, centro di formazione professionale nel Veneto, settore autoriparazione. Qui si formano i futuri autoriparatori del Nord-Est. Il primo passaggio per un meccanico per trasformare una macchina da urbano a scopo corse è fare una diagnosi. Grazie alla diagnosi possiamo sapere dove andare direttamente a operare sul motore senza dover perdere tempo. Noi ragazzi siamo giovani, vogliamo sempre sperimentare cose nuove, soprattutto nella meccanica che è la nostra passione, e quindi questa è un'iniziativa che ci aiuta molto anche in un futuro prossimo. Per noi il motore è la parte più entusiasmante del lavoro. Infatti su questa abbiamo ribassato la testata per aumentare la compressione e quindi dare più potenza al motore. E in più abbiamo cambiato il filtro, abbiamo messo uno più aperto che serve ad aspirare più aria. Abbiamo messo questa barra d'uomo per irrigidire il telaio e a dare più sicurezza comunque all'automobile. L'obiettivo è arrivare alla macchina da corsa, non una macchina da corsa, alla macchina da corsa. Deve essere messa bene, perfetta, deve durare, deve saper correre, deve tenere tutto. L'ultima parte riguardante il progetto 600 è la carrozzeria. Appunto serve per abbellire e migliorare, sistemare le macchine dal punto di vista estetico, in modo tale da renderle più sportive possibili. Noi le sistemiamo nell'area di preparazione carteggiandole e eventualmente verificando sul banco prova se la macchina è in condizioni di correre. Una volta finita la macchina, ci attacchiamo dei nostri adesivi come simbolo del lavoro che abbiamo fatto qua insieme in questa carrozzeria. Ed è pronta per la corsa. Quello che mi aspetto più che altro è che arrivi non prima, ma che arrivi almeno terza. Riuscire a affrontare i problemi, pensarci sopra, e diciamo sudarci e dopo vedere che tutto funziona è una soddisfazione immensa, perché vincere o non vincere comunque siamo riusciti a trasformare una macchina urbana in una macchina adatta a correre in pista.